brutta sconfitta per il Cernis Muzzane 3-2. Rimonta, giusto? Si rimonta, vinceva 2-0, arriva questo gol sul finale al 92esimo, evitabile. Fantasmi un po' del passato, quindi domani, mercoledì, si torna in campo ed è il caso di risolvere subito, perché 5 gol in 2 partite lanciano un piccolissimo campanello d'allarme. In eccellenza questi gol che vedi arrivano dal campo in sintetico di Fontana Fredda, dove il San Luigi ha vinto. Il San Luigi è l'unica squadra a punteggio pieno in eccellenza, sta bene, è passata in Coppa Italia, passa il turno bene in Coppa Italia e soprattutto parte bene in campionato con 2 vittorie. Che bello questo gol, Banse della Sanvitese è partito all'80esimo da casa sua, è andato fino in porta e ha deciso il derby del tagliamento con il Casarsa. E i derby come questo, un altro gol in rovesciata di Pisani, il Chiarbola Ponziana vince un altro derby a Trieste. Quindi insomma devo dire che è stata una bella seconda giornata, piena di gol e piena di belle giocate. Vince il Tolmezzo che si sblocca battendo il Maniago Vajont. Questo è il gol decisivo di Coradazzi, in classe 2006, quindi anche in questo caso una vittoria importante. Qua l'esultanza con il presidente Janic del Tolmezzo. Passo invece in promozione per queste immagini. Sì, Pordenone. Torna al Pordenone, al Bottecchia. C'erano 800 persone, c'era tanta gente, la città ha risposto e il Pordenone ha vinto. Ha vinto 3-0, Lisotto, Filippini e Facca, quindi ottimo esordio per il Pordenone a casa sua.